Una luce che squarcia il buio, un silenzio carico di emozione, centinaia di volti illuminati dalle fiaccole, Favara e Pavia strette in un abbraccio collettivo per ricordare Gabriele Vaccaro. Sono state due fiaccolate intense, partecipate, con la presenza di migliaia di persone, accomunate dal dolore per la tragica ed ingiustificata morte di Gabriele Vaccaro, il ragazzo di Favara, 25 anni, ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica. Le strade delle due città si sono trasformate in un fiume di luce e commozione. Istituzioni civili, militari e religiose, giovani, famiglie, amici, semplici cittadini hanno camminato insieme, uniti dal desiderio di onorare la memoria di Gabriele Vaccaro e di far sentire la propria vicinanza alla sua famiglia colpita da una tragedia che ha scosso profondamente le due comunità, ma anche l'Italia intera. A Pavia in prima fila i due sindaci, Michele Lissa di Pavia e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. A Favara ad aprire il corteo una foto di Gabriele e quindi poi il lungo serpentone che è arrivato fino in piazza Cavour. Qui è stato formato un grande cuore con i lumini utilizzati per la fiaccolata, all'interno del quale è stata inserita la foto di Gabriele, quindi una preghiera e un grande, lungo applauso. Abbiamo raccolto alcune interviste a Favara e anche quella del sindaco Palumbo a Pavia. Ascoltiamole. Ringraziare la vostra comunità per quello che sta facendo, per stare vicino alla famiglia che da alcuni giorni qua e quindi ci diciamo dare il supporto, anche se come dicevamo poco fa la vicinanza vostra della città ma del vostro sindaco non è mancata assolutamente, quindi si sono sentiti comunque abbracciati simbolicamente dalla vostra comunità e dal sindaco e quindi me lo hanno confermato oggi quando li ho incontrati. In contemporanea a Favara stiamo facendo una chiacchierata assieme alla vostra per unire le due comunità, però essere qua oggi per me dovevo ringraziare questo solidarietà che hanno ricevuto. Centinaia, migliaia di fiaccole per Gabriele. Qual è il segnale? Qual è il messaggio? Innanzitutto il messaggio di una città pronta sempre a rispondere, perché la cosa che ci ha colpito e ci ha edificato è che quando ieri si è cominciata a diffondere la notizia che a Pavia ci sarebbe stata questa fiaccolata da più parti, senza averne parlato prima, in tanti si accarezzava l'idea di organizzare qualcosa e quindi oggi è il segno di una città che vuole stringersi in questo abbraccio ideale tra due città e perché questo abbraccio e queste luci accese siano un segno di speranza innanzitutto un segno di vicinanza alla famiglia, poi un segno di speranza per tutti i ragazzi perché la violenza non sia l'unico linguaggio e perché sappiamo trovare modalità diverse e sappiamo trovare una grammatica diversa nelle nostre relazioni, non ispirata alla violenza, alla sopraffazione, non ispirata alla prevaricazione degli altri. Il messaggio va soprattutto ai giovani, quelli che sono qua a Favara, ma quelli come Gabriele che sono andati fuori a cercare magari un futuro migliore. Sì, ai giovani, ma anche agli adulti, perché i giovani stanno raccogliendo l'esempio che noi adulti diamo e le notizie di cronaca della nostra zona ci raccontano di continue liti e continue discussioni che sfociano sempre in risse e in situazioni in cui si alzano le mani in maniera molto semplice e dobbiamo cambiare atteggiamento a partire noi adulti perché stiamo dando esempi sbagliati e ne raccogliamo i frutti con amarezza. 100, 1000 fiaccole per Gabriele per ricordarlo. Favara si unisce attorno a questa tragedia. Stasera siamo qui per Gabriele. Ci siamo sentiti pure col sindaco poco fa, il sindaco si trova per ora Antonio Palumbo a Pavia e hanno organizzato una fiaccolata pure lì per stringersi attorno a Gabriele pure loro. Favara stasera c'è la piazza piena, saremo più di 3.000. Avremo tutti un cero in simbolo di amore per Gabriele. Gabriele figlio di Favara, Gabriele nel cuore di tutti noi favaresi. Non vogliamo più queste tragedie a Favara. Speriamo che le famiglie soprattutto
cerchino di educare i propri figli alla non violenza. Questo è il messaggio che vorrei mandare a tutti, cercare di educare i nostri figli alla non violenza.